falde ai minimi storici, pozzi che si trovano in deficit di metri cubi d'acqua, disgelo inesistente e zero precipitazioni. L'emergenza idrica si fa sempre più pressante e coinvolge non solo l'agricoltura, ma anche e soprattutto chi deve gestire la risorsa idrica, ovvero i consorzi di bonifica. Sul piatto ci sono infatti operazioni importanti che prendono polvere nei cassetti ormai da anni, in primis le cosiddette banche dell'acqua. In soldoni si tratta di bacini in grado di immagazzinare l'acqua che altrimenti è destinata a scorrere verso la laguna e l'Adriatico per poterla poi utilizzare quando ce n'è più bisogno. Un esempio su tutti è l'invaso del Vanoi, del quale si parla da anni fra promesse, polemiche, smentite e tante richieste da parte dei consorzi e associazioni di categoria del mondo agricolo. Il problema è che del bacino del Vanoi si parla molto, ma tutto resta ancorato all'ambito delle ipotesi e raramente passa sulla carta, senza comunque rischiare mai di diventare un progetto vero e proprio. Ne sa qualcosa chi gestisce il consorzio di bonifica Brenta, che ogni anno si ritrova a dover commentare le stesse situazioni legate alla siccità. Molte erano le cose da fare, molte sono le cose da fare, servono investimenti importanti, non si può fare tutto in un giorno, in un anno, però dall'anno scorso non siamo messi meglio, non abbiamo uno strumento in più rispetto agli anni passati per far fronte alla siccità. Questo è il dramma della nostra politica, del nostro modo di vedere le cose e di farle. Nelle prossime ore è in programma un incontro a Palazzo Balbi fra i consorzi di bonifica del Veneto, l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin e quello all'agricoltura Federico Caner. I referenti del mondo della bonifica nutrono grandi aspettative da questo incontro, che potrebbe diventare l'occasione per rimettere sul tavolo i progetti delle banche dell'acqua.